gara 5, 2-2, finale di conference, incredibile ragazzi. Siamo a Cleveland, questa è la gara da vincere, se vinci questa vai sul 3-2, è il match ball in casa. Ragazzi, chance devastante, ma sarà durissima, ragazzi. Cleveland ha fatto una gara 4. Ragazzi, chiudiamo a 58, Miami 53, Cleveland vincerà chi lotta di più. No, vincerà chi fa più prima. Sto giocando una partita memorabile, 20 punti, 9 rimbalzi, 6 assist, fino al primo tempo, ci danno livello di leggenda, mai giocato in vita mia. Sto giocando in maniera divina, speriamo bene, speriamo bene, speriamo bene. Beh ragazzi, inizia il terzo quarto, avevo registrato il primo quarto ma il commento era tornato a 85, quindi non si sentiva un cazzo. Quindi ci spariamo terzo e quarto che non è male. Vai Fio, stiamo giocando veramente alla grande, ho fatto 3 o 4 triple, ho tirato, ho messo a canestro, quindi ragazzi è una roba devastante, cioè. Sto giocando benissimo, potrei fare una tripla doppia a livello leggenda, a livello superstar, è una roba impressionante. James lo mette, calma ragazzi, calma. Purtroppo anche se l'audio è settato basso del commento, poi automaticamente in partita torna su. Non capisco il perché, no, della vedova. No, per parlare. Pazzesco. Nel parlare ho regalato altri 2 punti. Dio Cristo! Calma. Ok, palle perse, il punto debole di questa finale soprattutto. Persi di canestri come donne incredibili. Vedo che siete persi, sapete che cerco di fare la sintesi degli ultimi periodi. Adesso che sto registrando chiaramente non mata. Adesso che registro facciamo cagare, sì, però mi sta sui coglioni sta storia, Attenzione LeBron. Kevin Love, doppio intanto. E intanto arriva la doppia. Non ne mettiamo più uno, ragazzi, non ne mettiamo più uno. Dio Cristo, sveglia! James è lasciato solo incolpevolmente, bruttissimo, questa tripla pesantissima di Cleveland. Niente da fare, ragazzi, quando si registra la sfiga è nostra. Come bisogna risvegliare. Triplona del Come da casa sua. Yes! Solo rete! E il Comenda zittisce la Quickens, l'avanza nera di Cleveland. Ma me la stavo fregando anche. Terzo fallo del Come, calma. Calma Comendone, calma. Devi stare calmo, cazzo. +1, madonna che partita ragazzi. Che partita, queste difficoltà qua. Non puoi regalare nessun tiro agli avversari. Sto attenti con i falli da Love. Attenzione Kevin amore. Mamma mia cosa ha fatto sta... no, che cazzo erano visto, scusate. Vai Deng. Quante triple oggi del Kuma. Oggi il Kuma ha fatto triplone a manetta. Qua è difficilissima di Bosch. Chiaramente un brutto attacco del Kuma. Ho sbagliato io onestamente. Della vedova James. I love da solo da casa sua la mette. No, invece no, grandissimo. Mamma mia, sul pubblico è gasatissimo. Buono Deng da solo. Non può sbagliare, vedi Deng a queste pause di merda, Deng. E il cuore per un altro rimbalzo, ragazzi, mamma mia, oggi è proprio la giornata di rimbalzi. Non capisco il perché. Erano calati molto con questo livello, oggi sono tornati a... Stiamo sbagliando tutti, però non ne sto approfittando del blackout Cleveland, puttana miseria. Love non può sbagliare anche questo, Love, e infatti... Lo sbaglia ma non ci credo, lo prende il tap-in di merda. Tap-in. Caputtana. Time out. Sto giocando benissimo, però Cleveland adesso è di nuovo sopra e non va bene sta cosa. Crediamoci ragazzi, crediamoci. Dai Fiori. Dai Kuma.
più 1 Cleveland. Sarebbe fondamentale vincere questa gara. Bravissimo Kume. Yes! Ragazzi, qua si può fare la tripla doppia, incredibile però, Questa dimostrazione che il Kume veramente a qualsiasi livello può fare la differenza. LeBron. Dobbiamo marcare il nostro, non possiamo assolutamente regalare punti. Vediamo se LeBron fa il miracolo, lo può fare chiaramente, infatti lo fa. Un po' programmato, ma lo fa con tutto il rispetto. Coglioni però. Il Kume si butta, è pazzo, il Kume! Canestro, subisce il fallo e va in lunetta con il tiro libero, supplementare. Gioco da 3 punti realizzato. Bravi Fiori. Bravi ragazzi. Stiamo giocando veramente bene. Aia. Ok, qua LeBron James ci ha fatto capire che vuole vincere questa partita, Vai Comendone. 6 pari, 66 pari. Mamma mia che azione, ragazzi. Spettacolosa Miami. Ragazzi, ero a meno 10, 35, 12, 9. Ragazzi, sto cercando di far recuperare Miami. Sto giocando una partita memorabile. Sta difficoltà qua, io non so cosa devo fare di più. Ecco, se lo lascio un attimo solo. Meno 5 da meno 10, ragazzi. Però Fiori. Guarda come si trovano. Però le mettono tutte, Dio santo, dai. Tutto così irreale, ma dai. Le mettono tutte, vaffanculo. No, meno male era per lui, c'è andata bene stavolta. Meno 5, meno 5. Sì, però con una partita così che sto giocando io. Perdere. No, ma dai, fallo, ma vaffanculo. Sbagliano almeno uno. È quello che mi dà fastidio, che loro le mettono all'ultimo quarto, per forza le devono mettere tutte. Allora come fai a recuperare? 6 punti. Meno male. Ecco, loro hanno ste robe, hanno sti svarioni. Guarda come sto giocando, però a questo livello di difficoltà. Potrei mettere anche Hall of Fame, però non ce la faccio con... cioè, a livello di squadra non ce la faccio. A livello personale comunque questo gioco qua devo dire che lo gioco bene, perché sinceramente i parametri che ho non sono per niente male, Le statistiche kumendiane, cioè non mi si può dire un cazzo quest'anno. Aia. Ma dai, ma tu... Vabbè. Va bene. No, mi butto giù perché è programmato che devono segnarle tutte. Non è reale che tu su 10 tiri 10 canestri. Non è proprio possibile. Ho difeso meglio che potevo. Fatalità tutte le volte canestro. Cortesia. Neanche Chicago del 96 le mettevano tutte così. Vabbè, dai, mettila. Questo che era da solo lo sbaglia, vabbè. Un'impresa disperata. Giocando così non riesco a vincere. Bravo Wade. Guardate, 11.000 tripla doppia a questo livello, Fiori. Lo sottolineo nella finale di conference, ragazzi. Che devo fare? Guardiamo di 6. Purtroppo è così. Quindi per questo non puoi mettere Hall of Fame, perché la squadra non ce la fa. Però 37 punti, 12 rimbalzi, 10 assist. E non riusciamo a vincerla. Cioè, vuol dire che c'è qualcosa che non va, Fiori. Tutte, le mettono tutte. Cosa impossibile, impossibile. Ora sto zitto perché queste sono le cose che mi fanno girare i coglioni. Lo so, lo ammetto. Solo devo giocarmi tutto per tutto in casa. E dopo però fanno si svarione in difesa. Cioè, questo che non ha senso.
Bene, sto zitto perché veramente sennò bestemmio in cecoslovacco, che non esiste più. Ho fatto... Ma dai, no, va bene, avete ragione voi. Vabbè, basta, è finita qua, ragazzi, è finita qua. Okay, sono demoralizzato al massimo, ho fatto di tutto, ho fatto una prestazione da incorniciare. E vabbè, ciao, basta, ho perso la testa. E beh, 11 palle perse. Sto zitto che è meglio, perché è chiaro che ti butti giù e poi fai cagate. Fai di tutto, loro le mettono tutte, dai. Ma per cortesia. Pazzesco, andiamo a gara 4, andiamo a gara 6 con la consapevolezza che sono il più forte in campo. Ma guarda, cioè è impressionante, tutte, mai visto una roba del genere. Devo fare il miracolo in gara 6. Anche l'imbalzo offensivo, ma che devo fare? Che devo fare? Assist, di tutto sto facendo, ma non basta. Per carità, potevo perdere qualche palla in meno sicuramente, però è anche vero che sono tante, ne ho persi influenti, diciamo. Ne ho persi 5 o 6 di effettive. Ma comunque con una prestazione così, ragazzi, 39-13, che cazzo vado a fare? Miglior prestazione in una finale di conference, penso, per Lisbona. Continuiamo a segnare. 41 punti. Stiamo anche straperdendo oltretutto. Boh, è vero che ho buttato tutto in vacca, però... Oh sì, però guardate, James è spaventoso, spaventoso. Sentite che roba i tifosi. Bravo Puma. Con gli lecchi di squadra abbiamo dei problemi, perché se alla fine facciamo ste figure. Finisce qua, ragazzi, 102. Ah, non lo so, andiamo a gara 6 con la consapevolezza che se perdiamo siamo fuori e non andiamo in finale NBA. Ciao!